Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il Signore ti guida, egli è sempre con te. Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi. Cristo vive nell'uomo e cammina con noi per le strade del mondo verso l'eternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il vescovo Sant'Atanasio, intrepido assertore della divinità del tuo Figlio, per la sua intercessione e il suo insegnamento, fa che cresciamo sempre nella tua conoscenza e nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. E avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che abitavano Lida. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su una barella, perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lida e del Saron e si convertirono al Signore. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lida era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono 2 uomini a invitarlo: non indugiare, vieni da noi. Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: Tabità, alzati. Ed ella
vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. La cosa fu risaputa in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai salvato. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti renderò grazie, Signore, perché mi hai salvato. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Ti renderò grazie, Signore, perché mi hai salvato. Alleluia, 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 alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tuoi parole di vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, e lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Gesù ha appena terminato il suo discorso a Cafarno con molti dei suoi discepoli riguardo a lui, pane di vita. Ha parlato della sua carne da mangiare, del suo sangue da bere, con chiaro riferimento alla potenza salvifica della sua morte e della sua risurrezione, facendo anche collegamento tra la sua persona, tra quello che capiterà a lui nei giorni della Settimana Santa e tanti passi dell'Antico Testamento che parlano del valore salvifico del servo di Dio per la salvezza di Israele e di tutti i popoli della terra, tramite l'aderire e il credere a questo servo di Dio. Naturalmente i riferimenti poi al sacramento dell'Eucaristia anche qui sono espliciti, e i suoi discepoli hanno tanta difficoltà a comprendere, a capire e ad accettare le sue parole. Questa parola è dura, chi può non solo comprenderla, addirittura ascoltarla è difficile. E il Cristo mette in guardia riguardo all'adesione a Lui, al venire a Lui. Lui dice: è il Padre mio che vi porta a me.
come per dire la fede in Cristo è un dono da chiedere al Padre. E questa fede però anche richiede una collaborazione umana, perché nel momento in cui tu a Dio chiedi il dono della fede, vuol dire che dentro di te già vorresti aver fede, già vorresti avvicinarti a Dio stesso, soprattutto a quel Dio che ha un volto preciso, il Dio che si fa uomo, il Dio di Gesù Cristo. Per questo Dio, per questo Cristo, per la sua divinità, oggi noi ricordiamo Sant'Atanasio, vescovo d'Egitto, di Alessandria, un punto di riferimento per tutto il cristianesimo tardo antico, in quella fase della storia della Chiesa in cui la divinità di Cristo viene messa in dubbio. La sua totale uguaglianza di forza, di natura e dignità divine con il Padre sono anche attaccate da un'eresia, l'eresia ariana. Per difendere questa fede in Cristo, vero Dio e vero uomo, Sant'Atanasio più volte conoscerà l'esilio e la persecuzione. Lui sì che accetta questo linguaggio, il linguaggio di Cristo riguardo al vero significato della sua identità e della sua missione, vero significato, vero messaggio, vera autenticità, riguardo a il capire chi sia Cristo, le sue parole, eccetera. Questo santo grande sarà sostegno per tutta la fede dei cristiani d'Oriente. Noi lo ricordiamo anche abbinandolo a un'altra grande figura, a Sant'Antonio Abate, uno dei santi protettori della nostra parrocchia dell'Abruzzo. E Sant'Atanasio che scrive la storia di Sant'Antonio Abate, questo protettore che noi conosciamo anche nella nostra zona circostante. Il Cristo trova in questo racconto evangelico però la solidità non solo di Sant'Atanasio, i secoli seguenti alla sua missione, alla sua morte e risurrezione, ma anche la fede incrollabile di Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ed è anche importante notare che questo Pietro conferma la sua fede in Cristo quando gli altri vanno via, e potremmo dire che la comunità di Cristo sembra scemare, sembra dissolversi. Non è come quei discepoli che vanno via, e questa sua fede gli permetterà di essere strumento di vita nella prima lettura, nella storia della Chiesa, della prima Chiesa, in quanto anche Pietro è strumento per la salvezza, per miracoli di altre persone, a favore di altre persone. Enea, il paralitico, liberato dalla sua paralisi, e anche Gazzella Tabita, questa giovane ragazza che è riportata da Dio alla vita tramite l'azione e la parola di San Pietro. È interessante il collegamento nel racconto tra questo miracolo di risurrezione e al capitolo 5 di Marco del miracolo della risurrezione della figlia di Gairo nel campo della sinagoga di Cafarno. Se vedessimo insieme questi testi vedremo che c'è un parallelo tra Cristo che fa risorgere questa ragazzina nel 5 capitolo di Marco e Pietro con quest'altra donna, Giaffa, Gazzella, come per dire che questa fede ha in sé effetti molto potenti, naturalmente non solo nella singola persona di Pietro, ma anche come effetto della fede suscitata da in tante altre persone da questi miracoli. È un monito ai cristiani di oggi. La loro vera forza di fronte alla storia è fondata su questa fede in Cristo, forza che è forza di servizio, di annuncio di speranza, non di ricerca di potere naturalmente. Quindi soprattutto oggi la Chiesa è chiamata a fondare la propria forza, la propria sussistenza, la possibilità della propria azione su questa fede, su questo Cristo. C'è sempre la tentazione di cercare sicurezza in altre cose, a livello politico, a livello economico, a livello sociale, a livello anche di consenso. Questo Cristo non cerca potere, non cerca consenso, non cerca alleanze, e il cristiano è chiamato a questo per essere libero,
fondare la propria vita in Cristo per essere libero, per essere sereno, per essere anche sicuro dell'effetto finale della sua vita. Questa vittoria anche sulla morte, questo partecipare alla gloria di Cristo, ma non solo dopo questa vita, questo già cominciare ad avvertire questo in questa vita terrena. Il cristiano sperimenta che la potenza di Dio lo aiuta a essere fedele a Dio e a portare la forza della vita di Dio all'interno della storia. Noi di fronte alla nostra società, come cittadini, siamo chiamati naturalmente a vivere dei doveri. Preghiamo anche per i nostri governanti, questo è anche nella dottrina di San Paolo, però il cristiano sa che il suo ultimo riferimento in coscienza è proprio il Signore stesso. Sant'Atanasio ne è esempio, ne è prova, pur naturalmente rispettando le leggi terrene, però di fronte a una situazione di coscienza la legge di Dio è ancora più forte e naturalmente ha il primato. Chiediamo al Signore che ci aiuti a metterlo al primo posto. Questo non solo ci permetterà di essere fedeli a Lui, ma di essere persone che faranno del bene agli altri, oltre che a se stesse e all'intera società civile. Perché questo cercare la volontà di Dio ha effetti positivi di vita a 360 gradi. Io sono il vivente, morto, ora vivo per sempre. Il velo del tempio è squarciato e la roccia percossa zampilla, sangue e l'acqua dell'amore trafitto. L'agnello svelato i sigilli e dischiuso le porte del mondo, del cielo. Io sono il vivente, ero morto, ora vivo per sempre. Forte più della morte l'amore, magnifico come la risurrezione. Io sono il vivente, il primo e l'ultimo. Sto alla destra del Padre e nel cuore del mondo. Io sono il vivente, ero morto, ora vivo per sempre. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceveva dalle tue mani questo sacrificio, allora che gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo annuale di Sant'Atanasio e concede anche a noi di professare senza compromessi la verità della fede e ricevere il premio riservato ai testimoni del Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Atanasio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo,
ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di quanti sono morti a causa del coronavirus e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Atanasio, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, o Cristo in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te, non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tu fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno, sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che sei nutrito a questi santi misteri, dona forza e vita alla tua Chiesa, che in comunione di fede con Sant'Atanasio proclama vero Dio, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera del Cardinale Peterello per implorare
implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione agli strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Regina Celi,